Ed ecco Luca, il proprietario di Bike Off Road, nonché il primo organizzatore dell'evento Disaster Volume 3. Intanto proprietario a metà, l'altra proprietaria è lì perché Giulia. poi niente, non vedevamo l'ora di vedere sti ragazzini, cioè perché la pump va riportata su, è divertente ed è giusto che si parta dai ragazzini e si vada di nuovo sugli adulti. Allora, evento di oggi abbiamo 3 premiazioni principalmente. Innanzitutto abbiamo il best trick. Il best trick lo fanno tutti, quindi tutti partecipano al best trick e tutti lo possono fare. Poi dopo invece abbiamo primo, secondo e terzo per time lap, quindi con cronometro il giro più veloce, e poi abbiamo primo, secondo e terzo sulla best line, quindi la linea più bella, più interpretata meglio, più particolare, più stilosa. E tutto questo, a parte il time lap, verranno votati dagli stessi rider con un cartoncino che voteranno gli altri rider, quindi tutti in amicizia. Eccolo qua, ognuno metterà il suo voto. I panini di oggi come sono, Giulia? Più buoni che mai? Buonissimi, ovviamente. Hot dog party per tutti alla fine della gara. Qui siamo invece al parco chiuso della partenza dei ragazzini categoria 12-16. Io ho 15 anni. Tra i 12 e i 16. Ah, ok. Sbaglio? Sbaglio. Cosa ci vuole dire? Ricordatevi di questa faccia, però all'ospedale. Ma no, ma cosa dici? Non si va in ospedale, la terra è morbida. La terra è morbida. Ecco la situazione dall'alto, siamo Alberto sopra al Trevisan, mall, numero 5. nella linea Quando vuoi. style. È in corso la categoria Disaster H12. Contest, I nostri volume bimbi 3. per il best time. Fan Ecco come 3. spingono. Vai, Santarughino! Vediamo là il pubblico, si sta divertendo, fate le mani, gli ultimi secondi, gli ultimi metri. Siamo qui con il warm up dei junior 12-16. Qualche altra info sul Bike Off Road, che non è solo un pump track ma principalmente una fantastica pista da cross country con diverse linee speciali per testare diverse abilità come equilibrio e così via. Ma noi siamo qua per il contest, vi faremo vedere anche qualche giro, mi metterò la GoPro sul caschetto. Attenzione, il primo! Volume 3, quindi la terza edizione. Allora Kevin della Pumba, noi ti aspettiamo quando vuoi. Ed è partito Kevin, numero 130. Ragazzi, calma, aspettiamo poi. Guardate in fondo il pubblico che tiene le mani in tasca, sono stanchi di applaudere le persone, sono proprio stanchi del girone. Adesso sì, fa chiudere della Pumba, 36 e 69, grandi. Yo! Comaccio, quando vuoi? Comaccio, uno di noi. Claudio, stai a pietra, quando vuoi. È partito Claudio, guardatelo. È partito Sad. Best trick, ci siamo, l'X-Up l'ho visto fresco. Sì, ma poi devo fare 3-6. 3-6. Alto. Let's go. Ce l'abbiamo, e qui abbiamo un bel 3-6. 3-6, ma prima un tac, speriamo. Ed è partito. Taj Mahal, se non mi sbaglio. 3,60. Raga, avete trick? No foot. Un bel no foot. Secondo. Yeah! Bello alto. Trick della serata. Tail whip.
Chiude, tail whip. Dai! Wow, adesso riesce a chiudere. Trick della serata! Superman. Superman! Attenzione, facci vedere. Si assomiglia un po' a Superman. Oh, no foot, one foot, neutro. Yo, abbiamo qui Thomas che ha chiuso il best time nella sessione di best time di Pump Track. Let's go, let's go. Adesso abbiamo il best trick, cosa pensi di cacciare? Beh, allora sul primo jump andiamo leggeri con uno hand, bar spin forse. Secondo lanciamo un bel flippone come si deve. E adesso Thomas, attenzione! Thomas, fai spin! Said! Pier! Vai, 180! Matteo! Va alto anche Comascio! Guarda che va Andrea! Wow! Alessandro Popescu! Sì, applausi! Applausi! Diego Gasperini! Ragazzi, partiamo con le premiazioni. Premiazioni sul palco. Voglio hype per le premiazioni. Hype, hype, In terza posizione con 36,69 Kevin dalla Puppa. Cin cin! Trick della serata. La facciata potente. E Diego c'è! Lei a cosa partecipa? Ah, io vedo, guardo. Lui vede. Il signore Matteo Kekuz ha appena tirato tutta la pista bagnata, quindi se possiamo girare un grande applauso al signor Matteo. Sono già sua. Parteciperà al eccoci. contest più tardi? Sì, spero di sì. Best trick in programma? No.